benvenuti e benenis a Storia, sa trasmissione che conta sa Sardigna di RDOE, con intervista a persone espertas che nos aiutano a comprendere meglio le cose che trattiamo. Oggi stiamo di libero e di poesia con Pinuccio Canu. Grazie a Pinuccio per essere con noi. Prego. Pinuccio Canu nasce in Budusò e è un chimico con sa passione manna per la poesia. Pinuccio, innanzi di entrare in conto di libro e di poesia, una domanda: chi è Pinuccio Canu? O è nascido e crescido e quali sono i metodi di avvicina? Tanto, il nome mio in treu è Peppe Maria Canu, come il manneddu mio, si costumaia in tutte le vite nostre. Sono nato in Budusò in 92 e quindi capo belle 69 anni. Babbo, narei a me mio, e mamma Peppa Mura, che ha appo due frades, quindi siamo tre in tutto. Il fratello mio sono nato in Cadura, c'è l'unico che sono nato in Bidda, che è nato da nostra vita indipendenza da Tramunada. Io sono nato al De Hierro e dunque sono nato in Belchidetto. Io sono nato in Lampadas e dunque sono nato in Budusò, praticamente. Cada figli Legato a questa Tramonera, praticamente. Ho fatto le scuole elementari in Bidda, ma prima di andare a scuola praticamente non ho avuto mai il modo di parlare in italiano con nessuno. Parliamo solo in saldo praticamente. Tu cato la prima elementare andare a Deo e dover parlare in italiano. Noi parliamo in italiano. È stato difficile? Più che difficile vedi una cosa che non hai a capo. Cioè, da oggi non l'ho mai inteso. Sono l'unico che potevano parlare in italiano, in Bidda potevano su vizzo del maresciallo, su vizzo del Archimastro. Archimastro, altro non bindaia. E chi è vidi emarginato, punimoli ai, finiscono, non noi, a andare a verità. Pinuccio, come ti vi Budusò quando tu eri minore? Come ti vi questa idea? E come ti è scambiata in sos anni? Budusò è stata sempre una idea meda travagliatora. Se tu lavori in Bidda, se lo fai in Bidda, se non bevi in Bidda, se lo buscai in tutto. E ai sono restato. Se si intende se gente bussende in domo tua, che in un cambio e linna, questa gente di Budusò non badite fa dire. Questa attività è restata come a canto via minore. Sas attividades più mannas da danno fino alla pastorizia, sospiuso in Bidda fino pastores, poi vai ad me da caval de granito, ma sa scaval da danno fino solo cavas a provare pedra, per freigare a una. Tutto il domo fatto in questo tempo sono tutte che si fazzata in granito, che è fratassadas. Non esistevano né contone di cemento né mattone. Fenta sul muro di mezzo, fatto in contone di granito. E questa idea, come ti è vista la vicinanza tua? Il talento stesso di questa vicinanza, con questa tramunata, vedi importante per la famiglia tua? Certo, la vita dipendeva dai gusti, e fenta che ero via minore prima di andare a scuola, ponia fatto quando babbo accataia in Caduru una domo decente in cui poter stare in campagna. E tanto ponia fatto e ho avuto fratello mio restai in domo di Mannedda, che ha più il manno di me,
e c'è ogni avvatto. Quanto duraia questa tramunata? Come ti vedi questo aumento di questa tramunata? Vita da un piscinetto. La tramunata partiva da o a fine di Sant'Aini o comincia a Sant'Andrea e a Furriare vidi in verano praticamente. Da volta quando invece babbo non accattaia da una domo pro mamma e pro me, danno ovviamente una frase che ripeto fenta come che alcuni mi dicono canno d'oro in verano. È sta barrata in sa memoria. In sa memoria questa cosa. Le cose che ho in mente sono legate a sal festas e a rapporti della famiglia praticamente, o che fratello mio, sal brigas, che fratello mio, non manca iana, a educazione che non daia da mamma, che babbo non bastaia da una giada per non sponnere a posto, ma mamma tra un colpo cattola, qualche scattolata, benedata, insomma, bene o male non so pensato in cammino uno, dai. E quanto è scambiata Saida? Si è scambiata, io penso che come tutte le arbidde si è cambiata. Saida è scambiata meda in costumanzias, più che altro che certe cose che si facevano quando via minore, come pare conto di preistoria. Abbattendo che sono social di oggi, viviamo tutto quanto in una poverezza manna. L'unico obiettivo che mi vedi è a buscare il manicare, a tirare da innanzi, non è che vai a nolleare qualche golfighetto, qualche pace calzone, ma in noi non manca mai sostapulo. Tutto quanto il film se mantessi modo e tutto quanto in tundu se mantessi problemi. Che però noi diamo assolutamente come problemi. Fidi a vita naturale. Oggi è naro che noi abbiamo nuda che non manca nuda. Non manca nuda che sta gonca fidi abituata a non desiderare neanche che non podia usare. Forse sì. La gente è più povera ma più scontenta che si accontenta dei giochi li bisogna di via. Ma non che si accontenta da vedi fenta de più di andare, no? Che vedi la naturalezza di queste cose. Questo è giocamo e non desideraia. Casamente non è che podia pensare di aerei, poniamo la televisione. Stessa televisione vi vedi solo lei a su barraco, lei in suo salone parrocchiale, lei da Calcattero, una decina di persone, una decina di televisione, vi poteva dare in bidda. Un ammento che ha questo ammento che mi vedeva prima, è su 57 che ha in banno, ad uno dei che si narra a Telipubazzo, che presentava lascia raddoppia. E benché che in milioni. Tanto dinari. Tanto dinari, ma non si è comprato domo, se terreno, che in cucinari. E comunque su barraco, ponzei di sa televisione sul balcone, praticamente, in tutto su piazzale, vi vedi tutto la gente. Sa televisione si abbracciano. Ma Saida, vedendo questo deida, praticamente. E come è scambiata? È scambiata sia la mentalità, sia da più studiato, da quanto bindaia prima. La gente in vita ha cercato sempre di lavorare diretto.
di lavorare in Sascafasa, di lavorare chissà l'inna, facendo l'inna e vendendo galvone in giro in tutta la Sardegna praticamente. Poi altre attività che mi potevo dare, pago soldi, bisogna fare patatone, muderra, noi, muderra ono, qualche inza, ma marras alla cantata su inichette, non so che noi che potevamo fare in un fono da tanto. Quando tu hai cominciato a questionare questo rammento con questa tramunata, tu hai fatto vincere un libro, Saroiada, o hai contato sul rammento della vicinanza, chi va a sair da Esaida, dai Budusò a un altro sarto, che vitando sa vita e sa famiglia tutta canta fatta proprio per seguire Sarberbeghe, per seguire tutto questo ritmo della natura. Come è nascita l'idea di questo libro? Ma questo conto, a narrare, è stato sempre io in domo tra frades, non tra babbo e mamma, che lei era un conto di bascesa. Ma per noi sono soltanto o uno o l'altro devo avere qualche canto di questa esperienza. Quando poi la uno pago così a pare, quando mi venne la gana di buone più sconca a fare dare in saldo, quando via perdendo la limba a una verità, quando via in noi una trentina di anni, non so. E hai la possibilità di fare dare in saldo che in qualcuno, e quindi mi fa a bizzende che su saldo mio diventando meda italianizzato e meda modo di narrare fino dimenticato. E tanto mi sono posto a leggere meda cose in saldo della letteratura salda, in particolare a Mereu, a Montanaro Sormanno della poesia. Sormanno della poesia e dunque stanno me venne da Zagana di scrivere. A Podezzesu, studiando di Suvra, di scrivere una storia di famiglia che hai assegnato un pago la vita mia e del fratello mio e del babbo e della mamma. Fatto un conto di tramonata e hanno pubblicato delle scriere saldo. Tu hai scritto vinzas un altro libro, meda bello, Contos che na tempus, e hai pensato di presentare in una marea ora i contos del mastro scommente Fedro da Fontaine. Come è nascita questa idea, che è curiosa a sapere? Non è curiosa che è nata per me, che ha fatto sul liceo classico, in cui mi sono adattato delle favole di Fedro, del Soppo, della Fontaine. E mi sono sempre piaciuto a narrare questa verità, grosso modo che hanno da narrare, da non narrare, da porre in bocca a animali e cose che invece nata da una persona potevano essere offensive, da poter attaccare i potenti e narrare, ma io non sono niente nulla, è sul leone che è sovrapotente, non è questo pensamento mio. E dunque mi spieghi da meda, mi spieghi però non di fare una traduzione in saldo, ma intento mio vidi gusto di fare un'interpretazione, come che su leone, su grodde, su lupo e su zanzone, che fini che vengono come a noi, che sono modo di narrare schiamo noi, che in atteggiamento tipico dei saldos praticamente. E questo mi spiega di me di fare, spero di essere resistito a fare il vedere
non come traduzione, ma come interpretazione. Tu hai finza scritto sostestos por duas cantones de subgruppo Cordas e Cannas. Come è nascita questa collaborazione? Che è curiosa, sapere. No, è curiosa, ma sono in modo che quando ho fatto la prima stesura di questa rugiada, ho fatto in modo di conoscere a Paolo Billonca, che poi mi ha dato tutte le dritte per fare queste cose di rimedio. Ma me le ha date una parentesi, la Calzaberres, me le ha date che non mi correggere un'ottava. Il seminario da solamente. Quando ve l'ha podorrato, gli sarà paccattato tutto su che hai scritto che bagliata uno continuo. In certa semma, in certa al nono. E tanto il seminario da questo è bellito, mi piace, su conto mi piace, però questo verso che ha segnato non anda bene. No, poi ho la partita a te, però mi la corregge. Ma queste che non sono segnate, le hai fatte tue o no? Certo che le hai fatte. E tanto, studia e queste sono fatte al bene, e queste sono fatte al male. E noi schial fadito. E quindi tanto torrei a voi da qualche tempo, e come ancora questa e questa anda male. E mi è stato un ribaglio lungo. Oh, carità, e non vado, che seminaria, è fadita. Oppure qualche volta mi poneva una coloredda, una pronare che fu troppo lunga, o una coloredda gulsa, per pronare che fu troppo gulsa. Satero mancare per esempio una cosa che ad insistito me, da vedere accento tonico, sulla po' manteso, ma per tornare a suo conto, insomma, in secondo come ha cercato di conoscere a Paolo Billonca, ha cercato di conoscere a Francisco Pilu, che è il suo cantante di Cordas e Cannas. Fino a questo stato difficile perché sono persone assolutamente a Samano che si tratta bene. Io che una viperiolo in conca praticamente. Su conto sto torniamo in 10 secoli, ogni anno si faceva una ricorrenza di questa tramonata in Sagastanza e il presidente vide Gianfranco Trudda, non dico se lo conosci, questo Ruzio se ne era a Saboggio e si narra ancora io ho pubblicato proprio un libro come prima di morire, il motto dai vago. Paolo è nato, da che fa che come te bandaia Donzano è sicuro, da che si fa attendere questa festa, però legge di questa cosa se ti piace e può essere come argomento della festa praticamente. A Trudda le spiaghe, ma la presenta in occasione di questa festa, di questa tramonata. A me a fare una presentata del libro, come intendei, a Idu Meda, un relatore, uno autore, calcattero e battono persone che ascoltavano, non mandavano, e quindi mi ha fatto uno sottofondo musicale, me l'ha fatto io, e c'è un bilegia sopra praticamente tutto su conto. Quindi ho proposto di leggere tutto su conto, che lei ha dato 37 minuti preciso lei. Però di adesso una cosa bella si adesso a fare una cosa dal vivo, e quindi ha pubblicato Francisco Pilu, che poi ha coinvolto a Bruno Piccino, che è stato percussionista, e a Marino De Rosas, che non bintra che in Cordas e Cannas, però quindi sempre legato. E quindi in tre abbiamo fatto 2 o 3 prove che li si spiega, e quindi l'abbiamo presentata sia in
in questa stanza, che uno 200 persone che hanno aggradito questa cosa. Sos testo de sal duas cantone sono naschi dos poi, che naschi da tanto amistade tra noi, siamo stati sempre in, io li ho fatto farizzoso desto il mio, e sono anni scheriato due sopra il musicare. Uno è legato a sa morte di un nepote mio, che è molto 20 anni, che pare di una cosa triste, però accaba da che quando una persona è una persona ona, s'ammentono moriti che fosse suento, insomma. Sattara invece è una situazione un po' diversa, in cui pure balto che in una situazione disastrosa di un uomo manno che separato subito poi da Safido, che però e quindi descrivo un vago come si fu postumale che vede ormai in Bezzesa, però fini di voi a Savina l'ugilca da Samuzzeri che si fini lasciato e quindi sigue in suo cammino a mano denta ed è intitolata così. Pinuccio, Dio ti torrò grazie per aver accettato di gestionare con noi di poesia, di mentor di piscinia e vincer di letteratura. E speriamo di avere altre volte con noi e con altri progetti. Ma nella verità, io grande progetto non dato, ormai mi sono abituato a fare scandobotto poesia, e questa poesia a Dolumanno non si busca di salvancarella, si inizia a scomporare, si poteva scomporare, però l'idea o benidi o non benidi. Qualche volta che mi sono posto a scrivere qualche cosa relativa a qualche fatto che succedeva, quasi mai ne sia cosa e tutto sta andando a finire, non finiva così. La poesia si è data un'istrigenata, si intragna, non ti fa che sentire qualche cosa entro, non è poesia. Grazie ancora a Pinuccio e speriamo di avere torna con noi. Io ringrazio me da voi, è stata una bella esperienza per me e mi fa piacere ad capitare qualche altra volta.